Io incontrerò domani e dopodomani tutti i sindaci e chiederò un aiuto, lo chiamo aiuto indiretto. L'aiuto diretto ce lo hanno già offerto. L'aiuto che chiedo questa volta è indiretto, cioè a spronare, a sensibilizzare le cooperative del territorio. 29 comuni bellunesi hanno dato accoglienza sino a 80 migranti, ma oggi serve una disponibilità diffusa perché ignorare il problema non evita l'affidamento, tanto più dopo la chiusura del centro a Medil di Belluno per la frana della strada, di Lamon per problemi idraulici e di Cavassico per lavori indifferibili di ristrutturazione. Si stima che l'ultimo piano di distribuzione farà arrivare in provincia 12 migranti, ma con l'estate alle porte i numeri potrebbero crescere inesorabilmente. Noi lavoriamo con 4 cooperative. Abbiamo pubblicato proprio pochi giorni fa 2 gare europee per poter accogliere sul territorio bellunese sino a 500 posti e il mio appello forte è affinché altre cooperative, altre onlus operanti nel terzo settore decidano di partecipare. Il nuovo capitolato di gara in scadenza il 6 e 10 luglio, disponibile sulla piattaforma del mercato elettronico e nel sito della prefettura, aumenta del 15% la proiezione dei costi giornalieri, un range variabile fra i 3 e i 10 euro in più a fronte di minori prestazioni richieste. Tenta di coniugare la serietà della offerta di accoglienza che deve essere seria e garantire la dignità della persona, ma al tempo stesso non impossibile da realizzare. Non sono solo uomini e donne, ma lavoratori e lavoratrici, dice il prefetto, che con il suo staff ha presentato il progetto pilota denominato Orzes, elaborato con Confindustria e Confartigianato, la cooperativa Integra e il comune di Belluno, per l'inserimento lavorativo dei migranti ospitati nella ex scuola di Orzes. Sulla base poi ovviamente dell'alfabetizzazione verranno avviati dei percorsi formativi che porteranno i migranti che sono attualmente nella scuola di Orzes ad essere inseriti nel mondo del lavoro e quindi a dare una risposta a quelle che sono le imprese nel territorio che lamentano la carenza di lavoratori. I migranti seguiranno anche i corsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, un percorso virtuoso che presto potrebbe essere replicato anche in Cadore. Aiutateci è lo slogan, il claim corretto Sì. anche questa volta? Se una quinta cooperativa, una sesta cooperativa scendessero in campo, il sistema Belluno, provincia, sarebbe autonomo e quindi non dovremmo più rincorrere e gestire le emergenze. È quello che vorrei evitare per evitare di lasciare per strada anche una sola persona.